seria. L'altro giorno abbiamo un video in inglese che parlano sulla definizione della lingua piemontese e lei pensa di fare lo stesso video ma in piemontese e appena è interessante perché magari dice le stesse cose ma magari dice una frase differente perché alla fine se in legge piemontese ha già sue idee insieme al dialetto, le differenze, le smianze e ha già di informazioni, no? Che magari una persona che viene da fuori turistica ha queste informazioni. Dunque adesso mi voglio parlare insieme alla definizione, vuol dire non che si intende che mi dico lingua piemontese o il piemontese è una lingua. Quando io dico una roba parai, è già un'affermazione abbastanza seriosa, no? Una fe che diventa pensa seriosa perché vedi il piemontese è una lingua e beh, allora diventa trattare già con di che ascoltiamo per le lingue. Ma che tipo di lingua è il piemontese? Allora, io ho tre definizioni, mi dico per essere umilmente. La prima definizione è che il piemontese è l'insieme, vale? Il gruppo e tutti i dialetti dello stesso tipo linguistico piemontese. Dunque, voi leve dappertutto, non è che io non c'è in dialetto, no? Allora, diventa un paese e trovi che è il dialetto di quel paesotto. Poi, se ascolti le persone di quel paese lì e chiami allora ma il paese da usina parla trucche branca come da voi allora che lo dice certe volte lo dice parla trucche branca tanto bene sì più o meno parla stesso da te viene diventa in quel paese lì e chiami parla come bene sì allora lo dice è tutto differente. Capisci niente? Guarda, da noi a disautomatica e da loro a disautomatica con la P. Capisci niente, è tutto differente. Poi arriva il linguista, che alle pagate deve fare lo studioso, il professore, ma arriva e dice, ma scusami, ma la grammatica è la stessa, la pronuncia è la stessa, ma come non fa che è disautomatica? Va bene, allora in pratica per già cambiare una lingua asconde se c'è a T allora la lingua parla non ma asconde il ciucché asconde il paesotto cambia per famiglia cambia per persona mica di persona parla differente dall'altra cioè io che la studia una cosa parla differente da io che la studia un'altra ma allora possiamo spartire 50.000 lingue o fumo che è la stessa lingua e che entra in una minuta nelle meccaniche della lingua piemontese che sarà magari differente dalla meccanica della lingua italiana ma che avevo per dire che il piemontese non è una lingua cioè allora non dico che il piemontese cambia da una contrada cioè da una K all'altra perché magari è vero, ma vai che cambia, cioè la persona che ha fatto osservazione intelligente ha detto ma cambia tutto, cambia su sì, su là e su tutte le altre cose cambia no? E dunque a me e guardo non ma le differenze e guardo con le smianze non che è stessa da una parte all'altra lui ha una maniera drasunè no? Va tutti differenti, non capisci niente, va là cioè, lui è una maniera drasunè convinca là in fondo di verità certe vere, né? Ma è la maniera completa di ragionare, cioè convinca certe vere, a poi la va in fondo di verità, mi vedo non dubito le sensazioni che uno ha, perché magari le sai che hai le differenze. Poi diventa così, il gruppo di dialetti dello stesso tipo piemontese là significa preciso, mi dice la lingua piemontese è il gruppo, lo dico torna perché è importante, il gruppo di dialetti dello stesso tipo piemontese. Allora lì significa preciso. Se voi sorti dal gruppo di dialetti dello stesso tipo piemontese, andate per esempio in Tlevalade, andate parli patue e parli di montagna, che sono più gruppati ai gruppi di dialetti dello stesso tipo Provençal Alpin, Occitan, Franc Provençal. Hai di dialetto in Piemonte che si smiut più con cui della Savoia che con cui il Piemonte. Allora lì se vengono in chi sorti dal gruppo dello stesso tipo linguistico piemontese e allora, come c'è che sia, è differente dal piemontese. Lui le sai che è differente dal piemontese e il linguista è d'accordo con voi. Ma se voi andate per esempio Turin, Cuni, da Turin a Cuni, Trucche Branca parla le stesse. Cioè, magari a Turin è di sul light e a Cuni, ma qui Cuni è di sul light, magari di sul light, ma insomma sempre lì, no?
oppure magari a Bove si dice un nate, a Tirino si dice un nuiauti, no? Per cambiare una frase, una pronuncia, le parole, quelle che si devono più, sono quelle che vengono più splufrie, no? Vengono proprio, come si dice, le parole che si devono più a cambio più al territorio, quelle che si devono meno a cambio meno, quelle che magari stengono pochamente, certe vire a cambio più, perché in la smentia e poi magari se la piena dal paese da canto non inventa nuova, per esempio i nomi delle boie, i nomi di erbe, hai 50.000 maniere per mettere certe erbe, certe boie, perché la gente dice, ma sì, dammelo lì, dammi il pansemmul, dammi il pronsemmul, dammelo lì, insomma capisci, no? Dunque, le lingue cite, le lingue naturali, si fanno con le stampine, che sono tutte stesse, le lingue cite, le lingue naturali, si fanno con è un po' più garbugliata la maniera di nascere delle lingue naturali. E sono già che mica fa un discorso differente da quello che fai in inglese, ma non è un problema, tanto alla fine la vera, l'importante è parlare e scambiare informazioni. Lo che mi vedi adesso sì, quando voi parli e dici al piemontese una lingua e dici che il piemontese è l'insieme a tutti i dialetti che si mio, con tutte le differenze che per lui è, ma con tutte le smianze che sono, perché se uno studia la grammatica del piemontese sa ancora che Turco e Branca è la stessa del Monfrane, è la stessa del dialetto della Valsesia, è la stessa del Canausan, Canausan ha delle differenze grammaticali, ma se voi studi il vocabolario piemontese e poi studi il vocabolario Canausan, vedi che Turco e Branca sono la stessa fede. E il Monfrane, Turco e Branca, vocabolario Monfrane, vocabolario Canausan, da una parte si dice magari sai ne, la sumia, dall'altra si dice la simia, da una parte si dice il bicer, dall'altra si dice il bucer. Perché? Perché hai le fonetiche, cosa c'è? Siamo le fonetiche, che vuol dire niente d'altro che le pronunciazioni, che sono le maniere di parlare, le parole, più le forme differenti, cambiano vocale, cambiano consonanti, ma alla fine la parola viene dal latino, viene dal latino al piemontese, e dunque da ciò che viene dal latino alla magari una trasformazione una maniera, una trasformazione in auta, ma sempre quella parola lì, il piemontese, tra le cose tante vere si dice che è influenzato dal francese, ossia non è vero, il piemontese è influenzato dal francese, tanto è influenzato è una forma di latino il piemontese, perché il piemontese è una lingua neolatina, nuova lingua latina, l'onca è sortita dopo 2000 anni che il latino dei romani è stato passato da una buca piemontese all'altra, da un paranfiello all'arrivare anche il piemontese. Va bene, dunque, il dialetto d'Ast, il dialetto alcuni, il dialetto Tirin, il dialetto di Ivrea, il Pinarello, il Salus, il Saviano, il Fussan, l'Alba, Bro e tutti i paesi d'Antour, sono tutti dialetti piemontesi. Poi, qui e Cuni e qui e Tirin, che sono le stesse fe, da Cher a Pinarello cambia quasi niente, e poi magari a tir da Sciot, passi per esempio da Biera a Varal, cambia tante cose. Sono Pidausin che Tirin e Cuni, ma guarda, da Turin a Cugni cambia niente, da Turin a Varal, che è la stessa distanza, da Turin a Cugni, la stessa distanza da Turin a Varal, cambia tante piccole cose. Convin che quello di Varal è un piemontese un po' periferico, ma è ancora un piemontese, mentre se voi deve già pian là, attacca già a cambiarsi più lombardi, perché a Piemonte vai le lingue che parlo. Piemonte sconto 8 lingue, sono un po' poche, ne? Hai il piemontese, che è quella principale, quella che sta al centro della regione, e capisce Turco e Branca tutte le burg, tutte le città più importanti. Poi è il Lombard che si parla nella zona più nord-orientale, a Tortona si parla il Lombardo della Bassa, ma a Nuara, quei paesi lì, si parla il Lombardo occidentale. Poi il Ligurin che si parla Nove Ligurin, no, Nove Ligure. Allora, Nove Ligure è un paese della Liguria, è quello che i genuesi diciamo l'ultra su, cioè il piemontese lo diciamo l'ultra giù, vale a dire, è l'on che i genuesi ha la via della Pnein, dunque, e si chiama, lì si parla Liguria.
poi è di dialetto naut Monfra che sono ligurin e co ma naut cioè l'auta Valtani per esempio Urmea, Gares e qui paese lì a parlo con una specie di ligurin e poi a sparla i patue in tutte le valade patue che sono due tipi i patue franc provençai vale di cui che sono più gruppati alla Valdusta e alla Savoia e poi quella lì è la lenga del Mont Bianc che poi è quello lì il franc provençal la lenga franc provençal non calè al gruppo e tutti i dialetti del tipo franc provençal alle non una lenga come pensi l'italiano alle il barun e tutti i tipi linguistici franc provençali che ha una bella varietà eppure alle una lenga come tanto il piemontese e poi lui cita anche quello lì il barun e tutti i dialetti tipo provençal, occitan, provençal alpin, provençal della costa, provençal cioè, arriva al mare, arriva alla montagna alle sempre provençal con le differenze ma sempre provençal poi lui le due lingue scritte quelle che sono scritte in Piemonte che sono l'italiano come le cerca sia dal 1564 con le dite driule alle taccarsi scrive in italiano anche le cancellerie da inudare e via parai e poi la lingua che fa è il francese che è stata una lingua importante in Piemonte senza dubbio è stata una lingua importante per tutta l'Europa alla corte Turin si parlava neanche perché ero le spie francesi che io sempre in cammino che passavo l'informazione sulla corte Turin a cui è Parigi allora i duchi, i re e Savoia hanno bandì il piemontese il francese dalla corte Turin si parlava in piemontese ma la lingua scritta dai nobili e via parai era francese perché era una lingua internazionale tutti dal Piemonte per cui parla in piemontese te stai in Piemonte arriva che di da fuori parlano insieme in francese dunque il francese è la lingua più importante che l'italiano per le comunicazioni internazionali e per il prestigio poi l'italiano era la lingua dell'arte e all'ambito per i commerci con la Toscana che era un posto da Sniur Fiorenza era una città importante e poi per inudare per il cancelliere dunque questo è il quadro delle lingue e il quadro dei dialetti del piemontese con ben che sono entrati a scrivere dialetti piemontesi perché quella lì si chiama dialettologia e chiama 200 video ma appena spiega in 5 minuti e poi avete questi bravo a geografia piemontese perché se mi tocca parlare tutte le burgiate tutti i paesotti di fiume di Turin di Ri e via forte voi deve avere cognizione non che bisogna camminare di perché certe vie come e riesco un po' a tenere da mente tutto il quadro perché è un po' garbugliana la geografia piemontese e ancora si vede che è grande al Piemonte quando devi prendere tutti i puntini tutti i paesotti che hai in una carta del Piemonte lì è la cosa da tenere da mente poi la seconda definizione del piemontese dunque la prima è l'insieme a tutti i dialetti dello stesso tipo piemontese la seconda definizione del piemontese è importante è la lingua comune piemontese noi parliamo di lingua comune piemontese quando parliamo insieme con la lingua che dal mercato Portapila a Turin voi rientra in Turin navira l'entrata a Turin era Portapila l'entrata da nord era Portapila allora era stata un'entrata d'epoca romana perché era Porta Palatina lì da Usin allora voi stiamo con Porta Palazzo perché lì era il palazzo del Senato perché è un palazzo dei secoli e mesi è un bel palazzo ancora anche alle guardare in piazza 4 Mars lo troviamo in Turin allora lì alla data il nome al primo mercato Turin e poi alla nuova piazza che l'hanno fatto che anche il nome ufficiale anche alle piazza della Repubblica piazza della Repubblica ma tutti la conoscono come Porta Palazzo e Porta Pila allora lì Porta Pila è sempre stato il museo del Piemonte la gente che arrivava da tutto il mondo anche io arrivo da tutto il mondo 50 anni fa arrivavo da tutta l'Italia e 100 anni fa arrivavo da tutto il Piemonte 200 anni fa arrivavo da tutto il Piemonte dal principio del 700 alla fine del 60 in Bellelì in piazza a Porta Pila arrivava gente da tutto il Piemonte no? Allora non calanta caffè allora tirare fuori una lingua piemontese lì perché arrivava la gente al Canavese, la gente a Cuni, la gente a Valsusa, le Valate, tutte le Valate, da Valdusta, arrivava la gente da Savoia, arrivava la gente da Monfra, arrivava la gente da Spartù. Allora cosa hanno fatto? Bella lì, l'hanno attaccato per lei in piemontese che era quello di Turin, dunque la città a Turin, la via ospitava smarcata. Era un grosso mercato tutta la regione. Non calanta caffè, all'antacà
inventese in Tirinese con una frisa drollarie pulida, cioè hanno pulida un po' che cose, hanno gavaie, per esempio in Navira Tirinese si diceva tanti, il plurale, cioè tant, si diceva tant, e il plurale tant era tant, con la gn. Allora lui aveva considerato una drollaria l'angavalu, e erano attaccati tanti, allora lì è una cosa che diceva tutti, e era una normale. Oppure, abbiamo un paio di italianate, si Roma, ma con dei tratti sempi, dal vecchio tirinese che era un po' più garbuia, e allora fai una lingua più sempia, che hanno spantiato dal mercato Portapila ai mercati di paesi fuori, dunque della campagna, di Ivrea, Pinarello, Cuni, Monduì, d'Alba, Bravo, l'antica spantia questa lingua attraverso i mercati. E lui è la prima maniera che le formasse la lingua comune. Poi non che l'hanno fatto, era con alta forza, in Piemonte, contro antivei è stata Savoia, era con alta forza, che la tira fuori una lingua comune, che era l'esercito, vale a dire, gli armati del duca, del re e via forte. Era questa, perché lì da usina Porta Pila, ma proprio in tir de Stiopa, era il palazzo del re, la casa del re, che all'era re Sardegna, ma stasera in Sardegna, stasera a Tirin, su Silo, su Matino. Allora, e chi era lì a Tirin, e attaccava a parlare in piemontese, perché era da tutta la nobiltà piemontese, la nobiltà zanga che la via tramua da Nasta a Tirin. Allora, qui lì attaccava a parlare in piemontese, i magister, i serventi, i ferracavai, cioè tutte le persone con chi la parlava insieme, parlavano piemontese. Allora chi ha che parla piemontese con chi è? No, per forza, ma per forza. Allora le baile, tutti parlano piemontese, allora chi ha attaccato. Poi quando i generali, tutti i suoi primarca, tutti i suoi stratega a Stasio insieme a Chiel desia i comandi, i desia piemontese. E i desia piemontese per quella ragione che l'hai detto prima, che se durava il francese, parlava direttamente con i francesi, perché era pieno di spie, e senza fino a stare tre e duca che aveva la mare, che era francese, e che passava informazioni francesi, e dunque era proprio una roba diversa, no? Cioè la via proprio per una questione di sicurezza nazionale potremmo dire che l'antica parla in piemontese e che andrà all'esercito piemontese, e poi era più comodo perché la gente era piemontese, no? Allora, non che la fai, l'esercito, cioè dai comandanti dell'esercito, del re ai comandanti, agli ufficiali, gli ufficiali, sottufficiali, soldati, baietti, tutte le persone che erano accruate da tutta la terra Piemonte, Savoia e via forte. Allora, voi dovete pensare che portavano andante che trovavi ti per sé vi toi comandi in piemontese, in tal piemontese del re, in tal piemontese Tirin. Dunque, ti la via in contatto con questa lingua, perché calava dall'auto. Dunque, da una parte era il mercato che spantiava attraverso il commercio, e dall'altra era l'esercito che spantiava attraverso l'esercito. Allora, cioè, l'esercito che spantiava attraverso la gerarchia militare. Dunque, mettiamo insieme commerci, esercito, e tiri fuori la lingua comune piemontese che è fondata anche il tirinese. Poi, alla fine, il tirinese in cui è lì è stato influenzato da tanti dialetti da fuori. E lui lì, alla città, fa il piemontese comune, che è stato un fenomeno storico che, al di là che, per esempio, le già cammin che va perduto. Perché se voi andate in Gironda, è vero che il piemontese la gente lo capisce ancora, ma le Pinen, una lingua di comunicazione regionale, forte, utile, che viene a te in tutte le occasioni, come era una vera. Anche al tirinese andate proprio smasi, un po' sbiavà, no? Questa definizione di lingua piemontese pare a Roma che insomma già si slungoma un po' troppo. È la lingua letteraria piemontese, vale a dire, se voi pie tutti i libri di letteratura piemontese, quasi i piova, e le fai che piede un tre libri, è il dizionario, poi è il romanzo, è il romanzo, sì, è la croce, ma poi è trovare nel codotti, è il vai Artur, e poi sì, è la cocca del gambero, e è un tre romanzi che sono scritti tutti in piemontese, come i pelisseri, altri scrivi in piemontese. Adesso fumano in l'importante è capire che il piemontese è una lingua scritta, allora è una lingua letteraria. Poi questi libri sì che le parole di
sono di liber l'Occent, e la lingua letteraria che si parlava dell'Occent era proprio il piemontese comune, col non te parlava. Poi chi che arriva del Neocent? Arriva gente del Neocent, poeta, prosadur, che l'antacadì. Ma sta lingua sì, è piena di italianate, cioè i sumancamenti che arrivano al piemontese di italianate perché l'uma la gena di ma il piemontese è in dialetto, allora l'uma da mancare le parole, ci parla dall'italiano, dal francese per far vedere che sono una lingua. Mentre poi hanno detto no, il piemontese è una lingua con sue forze, ha tutta una fiura dialetto d'intorno. Ha una fiura parole vecchie, che sono belle, che hanno un bel suono, che danno l'unità della lingua, che danno una bella impressione. Allora perché noi domandiamo più roba dell'italiano? E allora l'anticaffè, una lingua letteraria un po' più fina, che hanno dovrà tutte le poesie del Neocent. Allora da già che queste poesie l'hanno scritte in 1000, 2000, 10.000, alla fine hanno tirato fuori una lingua, un register, più che una lingua, perché la lingua è sempre piemontese, ma un register un po' più alva, un po' più squisì, come dicevo loro, squisì, un po' più graciuso, no? Piaciuso da lesi e via forte. Allora lui lì hanno tirato fuori la lingua piemontese letteraria. Dunque, quando a parlare la lingua piemontese, la lingua chitlese è questa produzione letteraria grossa che è stata del Neocent. Allora voi trovi tre lingue piemontesi. La prima che è quella tutti i dialetti, dunque tira tutta in 30, lui è tutti piemontesi, tutta lingua. Poi è la lingua letteraria, cioè scusami, poi è la lingua comune che è un fenomeno storico, vuol dire è una roba che è arrivata, è un museo. Cioè ieri i dialetti che erano una fe sempre tranquilla che non capitava niente, poi e pisti le rape d'ua, ti abiti la buttala, ven fuori al vin, allora gli stessa fede, pisti dialetti, ti abiti in marcai, ti abiti in esercito, ven fuori al piemontese comune, alle musè a una buttala, no? In certe situazioni ven fuori delle robe particolari, allora lì arriva fuori la lingua comune piemontese, attraverso il commercio e l'esercito. Oppure arrivai da altre maniere come, quelli lì sono stati due fattori più importanti. E allora noi fuori il fenomeno storico della lingua comune piemontese, che con una parola greca, che in piemontese vuol dire niente, ma in greca vuol dire lingua comune, e la parola koine, quando voi senti questa parola sì, vuol dire ma lingua comune, vuol dire di coi, che i coi sono in l'ort, e va bene, ma lingua comune è la koine. E poi la lingua letteraria, che è la koine, vuol dire la lingua comune, che l'ampiala, l'hanno tirato le parole dai dialetti, l'hanno tirato le parole dalle... E hanno cercato un po' più fina, un po' più squisita, un po' più graziosa, piaciusa da lesi. Questa lì, su mancava il dente, per proprio dire che su mancava il dente, questo è il video in cui ti spiego, ma l'on che è il piemontese, l'on che vuol dire lingua piemontese, è buono, va bene? Ciarea, stai bene? Studiè, voilà, Maraia,